E ben ritrovati per questo oramai consueto e piacevole e utile appuntamento con Solidarietà Veneto, il direttore Paolo Stefan. Buongiorno, buongiorno direttore. Buongiorno Claudio, un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora, io ho il privilegio di fare questa chiacchierata con lei, direttore, però in realtà tutti o tutte coloro che ci guardano possono interagire, fare delle domande a lei su queste tematiche che andiamo ad affrontare quest'oggi e interagire anche attraverso i social, nei canali oramai consueti, quindi per fare delle domande e successivamente quindi le sue risposte. Allora, io ho tantissime cose da chiedere, però quella principale, perché io mi metto nei panni di chi adesso in questo momento ci guarda e ci ascolta, no? I rendimenti sono la cosa che interessa, credo, maggiormente chi ha investito o chi pensa di investire nella previdenza complementare, magari con voi di Solidarietà Veneto. Come stanno andando le cose? Come sono andate? Non so se è già tempo dei dati di settembre, se li avete già a disposizione oppure no, direttore. Beh sì, intanto è comprensibile che uno dei temi che magari interessi più te, ma anche gli ascoltatori, sia quello dei rendimenti. Probabilmente i rendimenti del fondo pensione che interessano di più non sono quelli di breve periodo, ma lo sono senz'altro quelli in un lungo arco temporale, quindi i rendimenti di medio-lungo periodo. In realtà non abbiamo ancora i dati del valore quota di fine settembre certificati dalla banca depositaria, ma abbiamo già un'indicazione di come sono andate le cose a settembre. Noi ci siamo lasciati nelle ultime trasmissioni alla fine di agosto, mi sembra ormai un'eternità fa, dato che le ferie chi se le ricorda più, con dei rendimenti molto buoni, ricorderete probabilmente il comparto dinamico a oltre il 6% netto, il comparto reddito sopra il 3%, prudente sopra il 2% e via così. Annunciavamo però già parlando in quell'occasione qualche forse nube all'orizzonte che si è effettivamente concretizzata proprio nel mese di settembre e anche in questi primi giorni di ottobre, quasi che come se il meteo avesse una corrispondenza anche con i mercati finanziari. Ripeto, nulla di inatteso, anzi per certi versi eravamo stupiti della continua crescita dei mercati anche a fronte di qualche fatto che causa disagio. Pensiamo alle tematiche sicuramente legate al coronavirus, ma pensiamo, lo ricordo spesso, quest'estate c'è stata l'uscita di scena degli Stati Uniti dall'Afghanistan e i mercati non si sono neanche accorti di questo fatto abbastanza clamoroso e impattante dal punto di vista geopolitico. Poi nel mese di settembre è stata la volta della crisi dell'immobiliare cinese, era abbastanza messo in conto che potesse esserci una ripercussione sui mercati, ma qual è lo spessore? Ora, non sappiamo, non ho i conti esatti dell'andamento del valore quota, ma mi aspetterei che se il dinamico l'abbiamo lasciato attorno al più 6% da inizio anno, alla fine di settembre potrebbe star lì attorno al più 4,5% da inizio dell'anno, quindi una discesa, ma tutto sommato anche contenuta e che non cancella la performance molto buona di lungo periodo del comparto dinamico. Ricorderete che avevamo parlato di una performance decennale nel dinamico quasi all'altezza del 100% netto, quindi siamo sicuramente scesi, forse mi sento di poter dire un calo anche fisiologico e che ci sta perché non possiamo certamente immaginare che i mercati crescano all'infinito e ogni tanto ricordare che c'è la volatilità, soprattutto sui comparti più destinati ai più giovani, a più lungo orizzonte temporale, può essere che faccia anche bene. Quindi abbiamo detto un dinamico che potrebbe passare da un più 6 a un più 4,5 su per giù, un comparto reddito che potremmo trovarlo all'altezza del più 2,5% da inizio anno. Comunque anche il comparto prudente e il comparto garantito, seppur su percentuali più contenute, li ritroveremo in ogni caso in territorio positivo. Resta il percorso che ci manca da qui alla fine dell'anno, le incertezze rimangono le stesse del mese scorso, difficile immaginare come andranno i mercati, l'auspicio è che quantomeno riescano a conservare l'andamento pur sempre positivo di un anno come quello che stiamo attraversando.
Senta, direttore, ci auguriamo che i rendimenti per Solidarietà Veneto siano inversamente proporzionali al calo delle temperature che ci sarà chiaramente di qui in avanti, perché a fine dicembre, ecco, i risparmiatori guarderanno molto anche la scadenza di fine anno, no? E il risparmio è aumentato, le famiglie hanno più liquidità, le famiglie e anche le imprese, ma in questo caso guardiamo le famiglie. E allora per la scadenza di fine anno, per avere il vantaggio fiscale di fine anno, lei che cosa suggerisce? Di aprire, e beh, qui la tematica potrebbe essere vasta, qui magari ecco, ogni ascoltatore potrà logicamente interagire e fare la domanda nel proprio caso, ma lei che cosa suggerisce, direttore? Un versamento unico, c'è anche il discorso dei soggetti fiscalmente a carico, posso aprire una posizione anche a mio figlio, andare sul comparto dinamico, andare sul comparto prudente, sono tante le soluzioni, no, direttore, ma da qui a fine anno lei cosa ci suggerisce di fare? Insomma? Mi sono preso due appunti perché Le ho fatto hai 5 domande in lanciato una, mi scusi. Nessun problema. Allora, sì, dobbiamo ricordare in effetti che il vantaggio fiscale costituisce una sorta di extra rendimento, di potenziale ulteriore che offre la previdenza complementare in aggiunta al classico rendimento finanziario. Quindi, specialmente in un anno in cui ci possiamo immaginare rendimenti, chi lo sa, non eclatanti, o comunque se io vado in cerca di un investimento a rischio contenuto, dunque magari non mi aspetto dei rendimenti certamente a doppia cifra, ecco che la possibilità di sfruttare il vantaggio fiscale va accolta, va spiegata, la ricordiamo. I versamenti alla previdenza complementare sono deducibili dal reddito nel limite massimo annuo dei 5.164 euro e nel momento in cui si va a richiedere la prestazione finale sotto forma di pensione, pensione a rate o anche pensione pagata in blocco, prevede una tassazione definitiva che non supera il 15%, quindi naturalmente molto più bassa rispetto a quella che avrei pagato tenendo il TFR, principale motore della previdenza complementare, in azienda, tassazione che dicevo non supera il 10%, ma si riduce fino a un minimo del 9% qualora l'anzianità accumulata dal fondo raggiunga i 35 anni di età. Quindi come si fa a risparmiare tasse nel fondo pensione? Punto 1, bene cominciare presto, perché prima si comincia e più bassa la tassazione finale. Punto 2, valutare se c'è la possibilità di fare versamenti. Ecco che in effetti verso la fine dell'anno abbiamo un forte incremento delle richieste di informazioni per quanto riguarda i versamenti volontari. Lo scorso anno, da questo punto di vista, è stato clamoroso perché con il fatto che si è ridotta la spesa per consumi degli italiani è aumentata la capacità di risparmio Certo. e i versamenti volontari fatti dai lavoratori fra novembre e dicembre 2020 hanno raggiunto i nostri record, diciamo, no? Vediamo però che già adesso molte persone, i nostri sportelli informativi, cominciano a informarsi per capire se c'è la possibilità e qual è anche la capienza fiscale per poter beneficiare di questa opzione. Ecco, da questo punto di vista un suggerimento tecnico. Chi ha la app del fondo pensione può verificare in ogni momento quanti versamenti in soglia di deducibilità sono stati effettuati nel corso dell'anno, quindi in ogni momento è in grado di capire quanto avanza di capienza per poter, diciamo, mirare alla giusta cifra da qui alla fine dell'anno per un eventuale versamento volontario. Tra gli appunti che mi sono segnato sui tuoi spunti, quello relativo al versamento a favore dei figli a carico, dei soggetti fiscalmente a carico, perché in effetti anche qui alla fine dell'anno, sai com'è nel Veneto, no? A Belluno passa San Nicolò, come dalle mie parti, a Verona passa Santa Lucia, in altri posti pure. Esatto. Rimane pur sempre Gesù bambino barra Babbo Natale, fatto sta che a figli e nipoti magari qualche cosa potrebbe essere anche che capita tra le mani. Ecco, di solito in corrispondenza di questi lieti eventi familiari, diciamo così, molti approfittano per un versamento magari anche simbolico nella cifra, ma interessante dal punto di vista educativo a favore dei figli per costruire a loro beneficio una posizione previdenziale che sfrutteranno quando saranno naturalmente un po' meno giovani, ecco. Certo. Un versamento che non vincola però, giusto, direttore? Cioè non è che io a mio figlio verso, non lo so, 1.000 euro e lo vincolo poi lui stesso a versare comunque periodicamente altri 1.000 euro, cioè posso decidere io quando eventualmente tornare a fare un nuovo versamento, oppure lui quando sarà più grande decidere eventualmente,
sono messi lì in giacenza ma con un certo rendimento, giusto? Se ho capito bene, direttore. Sì, il primo aspetto che confermo è che non c'è nessun vincolo da parte del genitore sulla cifra da versare o da non versare a favore dei figli. Per dirti, ci sono delle persone che magari iscrivono il loro figlio con un versamento anche di 50 euro a Natale, proprio Certo. la mancia natalizia, se vogliamo, e potrebbero anche decidere di non versare per 1, per 2, per 3 anni. Poi magari c'è chi anche versa cifre maggiori perché in quel momento ha disponibilità. Difficilmente andiamo verso cifre consistenti, anche perché, ricordiamo, si tratta di risparmio per il futuro pensionistico, quindi va un po' mirato in questa direzione. Quindi nessun vincolo, chiaramente il giovane nel momento in cui inizierà il suo percorso lavorativo e sarà autonomo anche dal punto di vista fiscale, potrà decidere se e come integrare la sua posizione. I genitori, ecco, gli avranno regalato anzianità contributiva, quella che ti consente di risparmiare tasse in prospettiva. Assolutamente. Direttore, per tornare un attimo, mi perdoni, all'app di cui ci parlava prima, ecco, ci ha anche incuriosito, insomma, me la andrò a vedere anch'io più tardi. È un'app che si può interagire con voi Visualità Veneto se sì c'è il discorso appunto che offre il controllo dei versamenti effettuati. Sono anche validi per il prossimo anno per fare la dichiarazione dei redditi modello unico oppure 730 oppure no, soltanto uso interno, diciamo così, questa app? Beh, no, diciamo, l'app dà diverse possibilità, per esempio vedere come la regolarità contributiva, ecco, direi questo forse è uno degli aspetti più importanti, perché ricordo 10-15 anni fa, quando ho iniziato a lavorare qui al fondo, non era così facile comunicare con i lavoratori, soprattutto far sapere se l'azienda stava versando regolarmente oppure magari c'erano dei problemi. Ecco, oggi chiunque può sapere tempestivamente, immediatamente, se i versamenti sulla sua posizione individuale sono regolari oppure no. Quindi questo è sicuramente un tema centrale. Dopodiché il lavoratore tramite l'app può visualizzare, verificare l'andamento dei risparmi, dei propri risparmi, degli investimenti, quindi quanto rendimento, quanto varia nel tempo la mia posizione individuale, aspetti di questo tipo. Ho tutta la mia documentazione relativa alla posizione individuale, pratiche effettuate in visualizzazione. Quindi diciamo è un'app che si muove abbastanza a 360 gradi e sulla quale a breve potrebbero esserci anche, direi, delle novità tecnologiche, ma insomma le teniamo per la Bene, prossima anche trasmissione. perché ne abbiamo di puntate. Ecco, vede, direttore, io vorrei ringraziarla a nome di noi, risparmiatori e utenti, perché effettivamente sì, ottobre è il mese dell'educazione finanziaria, però effettivamente con questa chiacchierata lei ci dà sì delle indicazioni utili sulla previdenza integrativa, però anche proprio in generale sul fatto di saperne di più riguardo i nostri soldi, perché se ne sappiamo di più riusciamo anche a investire in maniera adeguata. Allora, la domanda adesso che le faccio, si parlava qualche tempo fa degli investimenti sostenibili, no? Dei famosi ESG, del fatto che voi investite nell'economia sì veneta, ma anche in infrastrutture. Ecco, credo sia, intuisco, una buona notizia per noi risparmiatori, nel senso che a lungo periodo il PNRR dà indicazioni a lungo termine, no? Per quanto riguarda appunto gli investimenti. Quindi i miei investimenti possono essere a lungo termine, progetti a lungo termine su questi tipi di aziende e sulle nostre infrastrutture. Cioè, può essere una buona notizia per noi risparmiatori, questo ce l'auguriamo noi e penso anche voi, insomma. Ma io direi che lo è senz'altro, nel senso che più uno strumento finanziario riesce a diversificare meglio l'investimento, più va a comprimere il rischio sostenuto da ciascun singolo soggetto versante. Quindi il fatto che Solidarietà Veneto proprio in questi giorni, tra l'altro, stia lavorando alla selezione degli investimenti per quanto riguarda l'ambito infrastrutturale italiano, europeo, in generale l'ambito degli cosiddetti FIA, no? I fondi di investimento alternativi nel non quotato, significa maggiore diversificazione e quindi significa che il reddito che arriva nella posizione individuale non è generato soltanto dalle azioni quotate in borsa o dalle obbligazioni, ma da una composizione di elementi, ognuno che segue il suo andamento nel valore. Un andamento che potrebbe essere decorrelato, cioè vuol dire che non va nella stessa direzione, per cui per esempio se noi avessimo in un determinato momento le azioni che soffrono perché i mercati finanziari non stanno andando benissimo,
ecco che dall'altra parte potremmo avere gli investimenti infrastrutturali che non seguono questo tipo di dinamica a compensare l'effetto negativo. L'ho semplificata al massimo, ma si capisce bene, come dicevano un tempo, non mettiamo le uova tutte nello stesso paniere, perché altrimenti se cade si fa la frittata. Il nostro scopo è anche questo, per questo ci interessa crescere come fondo, perché più cresce la dimensione del fondo, più il fondo riesce a mettere a disposizione dei suoi 115.000 iscritti più strumenti finanziari sui quali andare a diversificare. Se fossimo un fondino da poche risorse, o comunque se fossimo un singolo lavoratore, non riusciremo con i nostri risparmi, anche se fossimo facoltosi, diciamo, a ottenere una diversificazione così ampia con costi così bassi come un fondo negoziale riesce a realizzare. Abbiamo proprio ancora 30 secondi, direttore, ma la domanda mi incuriosisce molto. Negli investimenti su infrastrutture ci credete molto, visto che i fondi europei andranno, ci sono parecchi miliardi in ballo su questi. I fondi possono contribuire a far rendere anche gli investimenti delle imprese in questo senso? Delle imprese. Beh, qui, come dire, Solidarietà Veneto e un po' tutto l'ambito della finanza a lungo termine è chiamato Solidarietà Veneto a partecipare a un cambio dell'economia come forse non ne abbiamo avuti negli ultimi 50 anni. Si tratta di ridisegnare l'impianto infrastrutturale del nostro continente, impianto infrastrutturale sul quale troveranno appoggio le nostre stesse imprese. Quindi noi più che crediamo, auspichiamo che questo tipo di contributo possa dare beneficio all'ambito delle imprese e quindi di riflesso all'economia e in generale al benessere del nostro territorio. Più che altro sta a noi cercare di farlo in maniera adeguata, conforme alle aspettative, in chiave appunto di sostenibilità. E la partita della sostenibilità non è affatto facile, la stiamo approcciando noi, un po' come tutta l'economia in questa fase, e richiede riflessioni profonde e anche qualche volta decisioni che costano. Sì, direttore, mi stanno facendo segni di regia che abbiamo, ai noi, ampiamente sforato, ma è così interessante le tematiche che abbiamo affrontato, che anzi le rimanderei ulteriori approfondimenti a brevissimo per un nuovo video, direttore. Intanto io invito anche chi ci segue in video e alla radio eventualmente a mandare le proprie osservazioni appunto nelle modalità con i social su YouTube che potete vedere. Noi le ringraziamo, direttore, le auguriamo buon lavoro a lei e a tutto lo staff di Solidarietà Veneto. A risentirci quindi a prestissimo. Grazie, direttore. Io che saluto tutti, buon lavoro anche a te e a tutti gli ascoltatori. Alla prossima, grazie. Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la parte e le informazioni chiave per l'aderente e l'appendice informativa sulla sostenibilità della nota informativa.